Dottore. Cittadella della Salute pienamente operativa da questa mattina. Il blocco chirurgico è entrato in funzione con interventi ad alta complessità. La sanità pubblica a Treviso resta predominante, assicura il direttore Benazzi. Alla sanità del futuro non solo trevigiana ha fatto riferimento il governatore Luca Zaia, tornando a parlare di carenza di medici e liste d'attesa, il nuovo fronte agli ospedali usa e getta per far fronte alle infezioni in reparto. L'ordinanza di custodia dell'omicidio di Giulia Cecchettin, la ricostruzione della tragica sera dell'uccisione della ragazza, lottato per 22 minuti con il suo carnefice. Per il giudice Turetta è pericoloso, potrebbe uccidere altre donne. Il 22enne in isolamento, trasmessa alle autorità tedesche la richiesta di estradizione. Un minuto di silenzio per Giulia anche nelle scuole della Marca. Per la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale occorre educare i ragazzi al rispetto fin da piccoli. Iniziativa spontanea al Mazzotti. Morti sul lavoro, presidio dei sindacati domani. L'ultimo saluto all'operaia di 26 anni che ha perso la vita in quartier del Piave. Sarà lutto cittadino a Piave e Miane. Avviata a Spresiano una raccolta fondi per aiutare la famiglia del piccolo Sebastiano, un bambino di 10 mesi affetto da una grave malattia. La mamma, per stargli accanto, ha dovuto lasciare il lavoro. TG Treviso, ben ritrovati, buonasera in diretta come sempre. Partiamo dalla Cittadella della Salute finalmente, dopo tanto tempo pienamente operativa da questa mattina. Infatti il blocco chirurgico è entrato in funzione con interventi ad alta complessità. La sanità pubblica resta predominante, assicura il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Lo ascoltiamo. Stavo ricordando che non c'è attesa sullo screening mammografico in Veneto. No. Questa signora ha fatto lo screening, dopo 14 giorni aveva già fatto la biopsia e l'esito istologico. Le prime 3 storiche operazioni sono state eseguite in diretta davanti al presidente Luca Zaia e al direttore generale Benazzi. Un taglio del nastro senza tanti convenevoli per l'attivazione del nuovo blocco operatorio della Cittadella della Salute. Un traguardo atteso per la sanità trevigiana che segna forse il vero avvio della struttura. Assolutamente pienamente operativa. Come vedete, oggi noi abbiamo le 3 chirurgie, anzi 4, che c'è anche la gastroenterologia e la chirurgia plastica. E dalla prossima settimana entreranno le altre chirurgie, partiranno le terapie intensive e poi man mano entro gennaio ci sarà, ovviamente sarà completata tutta la Cittadella. Si parte quindi con gli interventi ad alta complessità su metastasi al fegato, al pancreas e al seno, un lavoro di equipe dove le nuove tecnologie fanno la differenza. Il futuro è l'intelligenza artificiale, cosa che già faremo con queste nostre chirurgie, perché noi siamo in collegamento con Mansane di New York, siamo in collegamento con ospedali in Germania e in Olanda, quindi stiamo già collaborando e i nostri continueranno a collaborare. Ma la tecnologia, sottolinea Benazzi, da sola non basta. Alla sanità trevigiana mancano 152 medici, 80 solo al Cafoncello. Noi contiamo molto sulla fine dell'anno per reclutarne sicuramente chirurghi e internisti. Per quanto riguarda radiologi, dermatologi, pneumologi e altre specialità dovremo attendere il 2025 perché chiaramente le scuole di specialità, come sapete, sono 4-5 anni. Questi del resto i tempi delle scuole di specializzazione, con una Cittadella che rivoluziona gli spazi. Queste sono delle sale colloqui, ce ne sono 6 per piano e sono delle sale specificatamente dedicate ai colloqui che i medici o insomma chi ne avrà bisogno farà con i familiari dei pazienti. La sanità pubblica è predominante e questa è la filosofia nostra della Regione Veneto, prima la sanità pubblica, dopo tutto il resto. Un'occasione anche per parlare della sanità del futuro, delle liste d'attesa e non solo. Il nuovo fronte, spiega Zaia, è quello degli ospedali usa e getta per far fronte alle infezioni ospedaliere. Questo è un ospedale che comincia a essere come connotazione un vero e proprio policlinico universitario, visto e considerato che a Treviso c'è la facoltà di medicina e chirurgia attivate per tutti gli anni. Alta intensità di cura significa anche specializzazione e formazione, quindi università. Parte da qui Luca Zaia nel tracciare la sanità del futuro che nel presente si scontra con la carenza di specialisti. In Veneto, dice il governatore, continuano a mancare 3.500 dottori, collegato lo smaltimento delle liste d'attesa. Il galleggiamento, cioè coloro che stanno attendendo una visita oggi sulla categoria 30 giorni, è di circa 38.000 persone.
Ecco, se avessimo 3.500 medici, 10 visite al giorno, sarebbero 35.000 visite in un giorno. Vuol dire che in un giorno e qualche ora avremo chiuso la partita delle liste d'attesa. Ma se si guarda agli ospedali, il vero fronte è un altro, quello dell'antibiotico resistenza e delle infezioni ospedaliere. Che saranno sempre più un problema. Allora bisogna pensare a ospedali meno costosi, magari saranno anche meno belli, più funzionali però, non dico arrivare a dei capannoni, ma quasi, che siano ovviamente in regola con le norme, ma che dovremmo immaginare già di dover distruggere dopo 15-20 anni, quindi devono costare poco, ma essere sempre rinnovati, perché questa è una grande sfida. L'ospedale, l'abbiamo capito col Covid, non è più un posto per metterci la parrucchiera, il ristorante, il bar, la libreria, queste robe, sono belle, sono uniche, ma lì è un luogo di cura, abbiamo capito che i virus camminano con le persone. Quindi usa e getta può essere un'espressione? Usa e getta con un arco di tempo nel quale vengono utilizzati a pieno e poi vengono aggrediti pian piano, un continuo riciclo e riordino. Questo può essere poco estetico, anzi antiestetico, ma potrebbe garantirsi molto di più sul fronte infezioni ospedaliere. Siamo all'omicidio della povera Giulia Cecchettin, ci sono aggiornamenti da parte della procura tedesca, anche se la richiesta italiana di consegna di Filippo Turetta ancora non è arrivata. In Germania la procura generale competente, quella di Hamburg, si aspetta che Filippo Turetta venga consegnato in Italia, all'Italia, in alcuni giorni. Quindi l'arco temporale in cui Filippo potrebbe tornare in Italia si restringe ancora. E l'ordinanza di custodia cautelare rivela dati raccapriccianti su quanto accaduto. Quella sera Giulia è stata aggredita in 2 momenti, ha lottato per difendersi in 22 minuti, emerge anche la pericolosità di Filippo. Filippo Turetta deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale, evincibile dall'inaudita gravità e manifesta disumanità che ha mostrato contro la giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale. Si legge anche questo nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia, che evidenzia anche come sussista il pericolo che il 22enne reiteri condotte violente verso altre donne. Per il giudice, inoltre, l'inaudita ferocia nei confronti di Giulia ne dimostra anche la totale incapacità di autocontrollo. Ma la misura della custodia cautelare in carcere è necessaria anche per il rischio di alterazione delle prove, dato che, si legge ancora, l'indagato ha abbandonato il cadavere in un luogo impervio per evitare che venisse ritrovato, rendendo più difficoltoso l'accertamento della dinamica del fatto. E visto che ha fuggito per giorni fino all'arresto in Germania, sussiste infine il pericolo di fuga. Dalle carte emerge poi una nitida volontà di uccidere, un'aggressione che è avvenuta in 2 fasi. I ragazzi avevano trascorso parte del pomeriggio al centro commerciale di Marghera cenando al McDonald's, dove tra l'altro era stata Giulia a pagare, come dimostrano i resoconti bancari. Poi si sono diretti a Vigonovo ed è stato lì, nel parcheggio a 50 metri dall'abitazione della ragazza, che è avvenuta la prima aggressione. Turetta l'ha colpita a calci mentre era a terra, tanto da farle gridare "mi fai male", come riportato da un residente che ha assistito alla scena e chiamato le forze dell'ordine. Sono le 23:18. È qui che sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 centimetri senza manico, oltre che un'impronta di scarpe sporca probabilmente di sangue. Poi Giulia viene costretta a salire in auto, la bocca tappata dallo scotch, e si dirige nella zona industriale di Fossò. Dalle immagini delle telecamere qui si vede Giulia che, ferita ma non gravemente, riesce a fuggire. Turetta però la insegue scaraventandola a terra, facendola cadere all'altezza del marciapiede, dove sono state poi trovate le chiazze di sangue, capelli e un pezzo di scotch. Poi il silenzio. A quel punto il 22enne la muove, va a prendere l'auto e carica la ragazza probabilmente nel sedile posteriore, iniziando la sua fuga. Sono le 23:40. Per 22 minuti Giulia ha cercato di difendersi in ogni modo, ma la furia del suo assassino è stata più forte. Credo che il procuratore stia facendo il lavoro che deve fare, noi lo rispettiamo e non possiamo che restare nella condizione di attendere i primi accertamenti non ripetibili che saranno effettuati e poi con calma tutto quello che verrà. Ci sarà un tempo per tutto. Io direi di essere prudenti, tranquilli, aspettarli. Noi siamo qua per arrivare l'ho detto più volte anche in casa, ad avere una sentenza giusta per Giulia.
Intanto è stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare Turetta al nostro paese, mentre lui resta in una cella di isolamento come modalità di detenzione consueta per i detenuti in custodia cautelare in Germania. La tragedia di Giulia riporta in primo piano l'urgenza di parlare nelle scuole di violenza di genere e di educazione all'affettività. Sentiamo il dirigente scolastico provinciale di Treviso. Un minuto di silenzio nelle scuole italiane come chiesto dal ministro Valditara o un minuto di rumore come fatto in diversi licei dopo l'appello della sorella di Giulia, Elena, e la manifestazione degli studenti ieri sera a Padova. L'omicidio di Giulia Cecchettin sta scuotendo l'opinione pubblica, suscitando dolore, rabbia ed una riflessione profonda sul tema della violenza di genere, a partire dalla scuola. Bisogna più lavorare sulla prevenzione perché è un problema di cultura. E l'importanza di formare ed educare i ragazzi all'affettività, alla cultura del rispetto è ormai un'urgenza del sistema educativo a partire fin dall'infanzia. Si parlava della scuola dell'infanzia, sì, perché essendo una questione di cultura bisogna far sì che i nostri bambini sappiano quale sia la cultura del rispetto, che la donna è uguale all'uomo, che l'amore, la fiducia, si cresce assieme nel rispetto e nel riconoscere l'altro qualcosa di diverso da se stessi, e quindi non da dominare, ma anzi da una persona con cui condividere e lasciare andare quando è il momento di lasciare andare. E non ha dubbi la direttrice dell'ufficio scolastico provinciale sull'educazione all'affettività nelle scuole. È vero, si dice, la famiglia, in questi casi, l'educazione sessuale, l'affettività deve essere la famiglia a dare la propria impronta. Ben venga, però purtroppo oggi affidiamo spesso, i nostri figli ai social, le famiglie, vuoi per mancanza di tempo, per una sensibilità particolare, vuoi perché certi argomenti suscitano imbarazzo, magari si tralascia, ecco, questo tipo di educazione che allora a questo punto o lasciamo alla scuola o lasciamo ai social, non c'è alternativa. E poi accadono cose come l'iniziativa spontanea delle studentesse e degli studenti dell'Istituto Mazzotti. Ecco le loro riflessioni contro la violenza. Dobbiamo comunicare di più, dicono. Una volta i principi salvavano le principesse, ora le uccidono. Ciao dottoressa Giulia, continua a splendere anche da lassù. Parole e piccoli segni fuori dai cancelli dell'Istituto Mazzotti in Viale Europa a Treviso, dove il pensiero di Giulia è diventato tra studentesse e studenti quasi un'urgenza. L'iniziativa è partita spontaneamente parlando in classe con la prof di italiano. È venuta fuori questa idea collaborando anche con le altre classi che poi sono venute a conoscenza tramite prof e appunto la presidenza. E niente, questo appunto è un memoriale per ricordare le vittime di femminicidio e Giulia. Una storia, quella della ragazza di Vigonovo, che ognuno ha elaborato a modo suo, guardando in faccia la violenza. Infatti la prima cosa che ho pensato è che la paura aumenta di giorno in giorno, soprattutto nell'uscire di casa di sera. C'è poca fiducia nella conoscenza con le persone e ogni volta c'è il terrore di non fidarsi della persona che ami o che comunque ti ha amato, e è difficile pensare a una persona che ti possa fare del male. Per Giovanni, 18 anni compiuti, ci sono delle parole d'ordine che devono riguardare tutti, al di là dell'età e del genere. Forse bisognerebbe insegnare appunto a imparare a comunicare meglio, sia dal punto di vista verbale ma anche nei rapporti tra le persone. Comunicare e insegnare soprattutto. Insegnare il rispetto verso gli altri, verso le altre persone, verso le persone che si amano. L'amore consiste in un paio d'ali e non in un lucchetto. L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide. Giulia Cecchettin è stata ricordata anche ieri a Padova nell'inaugurazione della nuova sede di ANCI Veneto. Ascoltiamo il presidente Mario Conte.
È iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, 105esima donna vittima della violenza di genere, l'inaugurazione della nuova sede di ANCI Veneto a Padova, nei locali della cittadella della provincia, in piazza Bardelle nel quartiere Stanga. Dopo l'inaugurazione l'assemblea partecipata da molti sindaci. L'evento è stata l'occasione per fare il punto sulla legge di bilancio e ha affrontato le tematiche relative ai comuni e le future iniziative per sensibilizzare la popolazione contro la violenza sulle donne, alla luce dell'ultimo efferato omicidio costato la vita alla giovane Giulia Cecchettin. Noi sindaci del Veneto, oltre a partecipare attivamente alla cerimonia all'ultimo saluto di Giulia, vogliamo anche mettere in campo politiche attive coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo le scuole, le società sportive, proprio perché ci sia un cambiamento culturale importante che ci deve vedere tutti protagonisti a tutela della donna e per educare l'uomo, perché oggi è vero ci sentiamo tutti Giulia, ma nel nostro mondo ci sono ancora tanti Filippo e dobbiamo evitare che tra qualche giorno saremo qui a celebrare l'ennesima vittima di femminicidio. Noi sindaci non staremo a guardare, accogliamo l'appello del Presidente Zaia di partecipare da un punto di vista istituzionale, ma mettiamo anche in campo politiche attive, coinvolgenti, partecipate, che ci aiutino a cambiare la mentalità e ad alimentare la cultura del rispetto. Sono stati fissati per domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Miani i funerali di Anila Grisciai, la giovane 26enne morta una settimana fa in un tragico incidente sul lavoro alla Boccon di Pieve di Soligo. Per domani i comuni di Pieve di Soligo e Miane hanno indetto lutto cittadino. Anila era a capo, ricorderete, di una linea di produzione, da 5 anni lavorava per l'azienda, una tragedia che ha lasciato l'intera comunità mianese sgomenta e incredula. Questa sera per Anila familiari e amici si ritroveranno alle 19 per recitare il Santo Rosario, mentre la funzione appunto è prevista per domani alle 11. E se non si arresta la conta delle morti nei luoghi di lavoro, sindacati e lavoratori sono scesi in strada con un presidio di fronte alla sede di Confindustria Veneto Est a Treviso. Guardate. Fianco a fianco, sventolando le bandiere dei sindacati, caschetti a terra che simboleggiano i morti sul lavoro. Qualcuno mostra la fotografia di Anila Grisciai, la giovane operaia che ha perso la vita a Pieve di Soligo. Gli infortuni e le morti sul lavoro sono in aumento. I sindacati confederali di CGIL, CISL e UIL, assieme ai lavoratori, da anni si battono per riuscire a invertire significativamente la rotta. Insieme hanno deciso di indire un presidio di fronte alla sede di Confindustria Veneto in Piazza delle Istituzioni a Treviso. Siamo stanchi di commentare il giorno dopo la morte di una persona. Noi vogliamo che ci siano prese di posizioni concrete da parte della politica, da parte delle istituzioni, da parte delle controparti, a partire da Confindustria. La cultura della sicurezza purtroppo non è ancora divenuta un cardine nelle realtà imprenditoriali. Questo deve essere il motivo dell'incremento, seppur minimo, più 0,8% rispetto allo scorso anno, del numero delle vittime rilevate. In Italia la maglia nera va alla Lombardia, segue il Veneto. Basta fare poco di più, limitando un po' di margine del profitto, perché è legittimo il diritto dell'imprenditore di avere un proprio profitto, ma limitando un margine di quel profitto si può investire maggiori risorse in sicurezza che servono a tutelare i lavoratori. Dalle statistiche inoltre si è rilevato che per chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni il rischio di morire sul lavoro è praticamente doppio rispetto ai colleghi che hanno un'età compresa tra i 25 e 34 anni. I più anziani non se la passano meglio, infatti l'incidenza più elevata si registra nella fascia dei lavoratori ultra 65 anni. Perché noi pensiamo che il principio dei 0 morti sul lavoro sia un fatto realizzabile, non sia un'utopia. E proprio su questo tema il 23 di novembre a Treviso arriverà in missione la Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduta dal senatore Celestino Magni. A riferirlo è la Prefettura di Treviso, luogo in cui la Commissione effettuerà una serie di audizioni per acquisire elementi informativi riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto produttivo regionale e provinciale. Il Presidente della Commissione Magni aveva pronunciato la missione dopo l'incidente di Pieve di Soligo che ha causato la morte di Anila nello stabilimento industriale della ditta Boccon. A Visnadello una raccolta fondi per aiutare il piccolo Sebastiano. La sua famiglia si trova sulla piattaforma GoFundMe ed è stata rilanciata anche sulla pagina Facebook del sindaco.
10 mesi appena, una diagnosi di tumore maligno sulla schiena, l'operazione prima, poi la scoperta che quelle cellule maligne sono ancora lì. Sebastiano per questo dovrà affrontare ora un ciclo di chemioterapia presso la clinica oncoematologica pediatrica di Padova. Sul web con la piattaforma GoFundMe è partita alcuni giorni fa una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Sebastiano. Mamma Giulia ha dovuto lasciare il lavoro per seguire questo percorso di cura. Le spese per gli spostamenti sono alte. Anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, attraverso la sua pagina Facebook ha rilanciato la storia di Sebastiano invitando a donare e postando la pagina attraverso cui poter dare una speranza in più al piccolo e alla sua famiglia. Ancora la cronaca con furti e tentati furti. Sono giorni difficili nella zona tra Bertoniere e Sant'Alberto. Siamo a Zero Branco, diverse le case visitate. Questa è la storia del noto attore e autore Gino Spolaore. Era così che si stava muovendo, io ho cercato ed hai capito, è urlato. Solo per un soffio non si è trovato davanti i ladri che volevano entrargli in casa. Gino Spolaore, noto attore e autore di Zero Branco. L'uomo domenica sera si trovava all'interno della sua abitazione in via Bertoneria. Come tanti stava seguendo in TV la vicenda di Giulia. Ho sentito un rumore strano che il mio cervello aveva registrato come il detto in Venezia caenasso dell'oscuro, del rumore dell'oscuro, e quindi subito cercando di andare in camera. Quando sono andato in camera ho capito che c'era lo scuro che si stava muovendo, quindi c'era un tentativo di scasso abbastanza forte. Sono attimi concitati. Spolaore ha una reazione istintiva e immediata, quella di proteggere la sua casa. A un certo punto ho dato un colpo con le mani per tener chiuso lo scuro. Era venuto via anche un pezzo, insomma, ho visto che c'è stato ancora una specie di tentativo. Ho urlato. Il problema che è il fatto che erano decisi che mi ha preoccupato, non il fatto del ladro in sé, perché quello so e ho fatto anche bene non uscire, come mi hanno detto i carabinieri, prontamente arrivati. L'intera zona tra Bertoneria e Sant'Alberto in questi giorni è stata nel mirino dei ladri. Anche per questo chiede più pattuglie lo stesso Spolaore, che da ex consigliere comunale qualche anno fa aveva promosso l'installazione di telecamere nell'area. Che servono, e abbiamo visto veramente che servono, ma non bastano. L'ultimo incontro che c'è stato a Sant'Alberto sul discorso adottiamo una telecamera, io sono stato a favore, ho dato anche l'obolo, ma ho alzato il ditino e ho detto: qualcuno pensa di mandare una lettera al prefetto? Io credo di sì. Ci sono 2 arresti per resistenza pubblico ufficiale nella giornata di oggi da parte della Polizia Locale di Treviso. La prima chiamata arriva ai vigili verso le 15 per segnalare un uomo alterato mentre nella chiesa di San Zeno si stava svolgendo un funerale. Alla vista della polizia un senegalese di 42 anni ha aggredito gli operatori che non hanno potuto fare altro che immobilizzarlo e arrestarlo. Poco dopo le 18:30 siamo in viale Orléans. Un 26enne originario del Gambia, alla vista dell'unità cinofila impegnata per i quotidiani controlli contro lo spaccio, si è dato alla fuga lanciando a terra un piccolo involucro. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, malgrado la reazione violenta del 26enne che ha ferito uno di loro. Sarà processato per direttissima, in questo momento si trova in carcere. Ringrazio la Polizia Locale per il servizio ed esprimo solidarietà agli operatori aggrediti, ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte. Questa operazione conferma l'importanza dei nostri uomini sul territorio. Siamo a Casale sul Sile, svolta nel caso del PUA sul parco tematico, dunque il polo industriale. Il Comune di Casale ha inviato ai proponenti tramite PEC un preavviso formale. Ora avranno 40 giorni di tempo per consegnare tutta la documentazione necessaria per poter proseguire con il progetto, procedere con l'approvazione del piano urbanistico attuativo. In caso contrario, il progetto del polo industriale logistico tra Passante, Vicolo Cristoforo Colombo e via Abate Tommaso non si farà. Perentoria il sindaco Stefania Golisciani, cosa che ad oggi non si è ancora verificata. Ci saranno 40 giorni di tempo, altrimenti per noi il progetto si chiude qui. I carabinieri del comando provinciale di Treviso nella chiesa di San Francesco hanno celebrato la Virgo Fidelis nel 82esimo anniversario della battaglia di Kulkaber e la giornata dell'orfano.
L'Arma dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis. Autorità civili e militari hanno preso parte alla commemorazione della patrona della Benemerita nella chiesa di San Francesco. Titolo che è stato riconosciuto all'Arma come patrona già nel 1949 e che riunisce questo inscindibile binomio di fedeltà e sacrificio che rappresenta la nostra amministrazione, che è il tratto distintivo dell'istituzione dell'Arma. Nei secoli fedeli come Maria nei confronti di Dio, ha detto Monsignor Mauro Motterlini, vicario generale della diocesi di Treviso. In questo momento però non possiamo dimenticare coloro che nell'adempimento del proprio dovere hanno perso la vita, coloro che hanno servito l'Arma e il Paese con fedeltà e dedizione. Questa stessa giornata ricorre l'82esimo anniversario della battaglia di Kulkwelber, dove hanno perso la vita un intero battaglione carabinieri impiegato in Africa orientale, e quei carabinieri chiamati Leoni di Kulkwelber rappresentano gli eroi di oggi e di ieri, in guerra e in pace. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Toccante il momento della preghiera del carabiniere avvicendato dal coro degli studenti del Conservatorio Steffani di Castelfranco. Gli alamari che portate cuciti sulla pelle, affermava il compianto generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha ribadito Monsignor Motterlini, sono un segno dell'onore che in tutti questi anni l'Arma è riconoscibile. Dio vi accompagni e vi benedica oggi e per sempre. Vigili del fuoco invece impegnati in mattinata in un'esercitazione in Duomo. 2 squadre con autoscala hanno raggiunto la sommità della cattedrale per installare i ganci che serviranno per srotolare la bandiera italiana. L'esercitazione è quella che ogni anno viene fatta in vista della festività di Santa Barbara, protettrice del comparto, che ricorre il 4 di dicembre. Santa Barbara, la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, anche quando non c'è alcuna via di scampo. È stata eletta infatti patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa. E questa mattina l'esercitazione proprio in vista della festività del 4 di dicembre. Pochi minuti ci fermiamo, poi ritorniamo con le notizie. TG Treviso, ben ritrovati. È Franco Faggiani con il suo inventario delle nuvole, il vincitore del super premio Gambrinus Mazzotti, la premiazione nella sala della Camera di Commercio di Piazza Borsa. Ecologia e paesaggio, alpinismo, artigianato e tradizione, il gran finale del premio Gambrinus Mazzotti, giunto alla sua 41esima edizione, svela anche le sezioni che andranno in gara il prossimo anno. Tra i 3 vincitori delle sezioni di quest'anno, per la montagna, l'inventario delle nuvole del giornalista Franco Faggiani, la carovana del sultano, un pellegrinaggio medievale dell'antropologo Marco Aime e la storia del carnevale di Venezia dall'XI secolo ai giorni nostri di Gilles Beltrame, il premio Gambrinus Mazzotti è andato proprio al testo di Faggiani, un libro che riporta l'attenzione sulla montagna attraverso una curiosa storia di impresa ambientata in Piemonte. Il recupero della memoria è estremamente importante, anzi direi non c'è futuro se non c'è memoria. Per guardare avanti bisogna sempre guardare il passato e di conseguenza credo che chiunque voglia tornare a vivere in un territorio, nelle valli eccetera, deve attingere da questo passato, deve attingere da queste radici, perché da lì impara tutte le cose fondamentali che servono per vivere una nuova vita, per riportare a un nuovo mondo tutte le persone che poi vengono a visitare questo territorio. Questa caratteristica tipica del premio Mazzotti è proprio quella di richiamarsi al territorio, ai territori, perché è la tipicità dei territori, delle loro culture, che fa il nostro premio. E difatti transizione ecologica, turismo dolce, cicloturismo, sono tutte tematiche, le ville venete, tutte tematiche che escono da questa cultura mazzottiana. Cultura riproposta proprio attraverso il premio dedicato a Giuseppe Mazzotti, straordinario eclettico intellettuale trevigiano. Faggiani porta a casa 19 voti su 40 a votarlo la consulta dei lettori, che aggrega oltre a studenti anche professionisti del mondo del cinema, dell'arte, della letteratura. L'honoris causa è stato assegnato a Fulco Pratesi, fondatore di WWF Italia, ritirato
il premio La Figlia. Consegnato anche il premio Lampadiere dell'Ambiente al giornalista Rai Emilio Casalini. A Belluno e provincia per le notizie. Si scenderà in piazza anche a Belluno venerdì prossimo in occasione dello sciopero nazionale promulgato dai sindacati CGIL e UIL contro la manovra finanziaria del governo Meloni, lavoro, salari, pensioni e tagli ai servizi, i temi attorno ai quali ruoterà la protesta. Io mi chiedevo se c'è un motivo per non fare sciopero e non l'ho trovato. Il governo fa una manovra in deficit, quindi noi continuiamo a creare debito pubblico per fare cosa? Per continuare a tagliare sui servizi ai cittadini. Adesso basta, senza troppi giri di parole, lo slogan che CGIL e UIL ritengono più adeguato al momento complicato che sta vivendo il Paese, a cui il governo ha presentato una manovra insufficiente. È una manovra che non comprende la complessità della situazione che vive il Paese, non ha un respiro di politica industriale, non parla di transizione energetica e tantomeno di manutenzione del territorio di cui avremmo assoluta necessità. Lo spiega la segretaria generale della Camera del Lavoro di Belluno, la manovra non parla ai lavoratori nel senso che non ci sarà alcuna crescita dei salari, men che meno si vedranno i famosi 100 euro in tredicesima, non parla ai pensionati che si vedranno tagliare la rivalutazione delle pensioni. A Belluno 7.000 pensionati avranno il 15% di rivalutazione in meno e complessivamente 13.000 pensionati non avranno la rivalutazione piena. Sono riusciti nel capolavoro di peggiorare la Fornero. Sostanzialmente l'opzione donna ha avuto 3 anni di penalizzazione in termini di anzianità in cui puoi accedere all'opzione donna. Puoi accedere prima solo se hai più figli e in più se la tua azienda ti licenzia, quindi sarebbe l'unico modo per andare in pensione, deve avere un tavolo aperto al Ministero, cosa che non ha nessuno. Senza parlare, aggiunge Casanova, del peggioramento dell'APE sociale e di tutti i modi per andare in pensione anticipatamente. E ancora tagli all'istruzione e alla formazione, trasporto pubblico allo sbando, messa in discussione del mantenimento del servizio sanitario pubblico, nessuna garanzia né prospettiva per i giovani, nemmeno in termini di diritto allo studio. Io chiedo a tutti i lavoratori, a tutti i cittadini di questa provincia, ai pensionati, chi lavora di scioperare e chi non lavora di esserci con noi in manifestazione. Venerdì dalle 10.30 partiremo con il corteo dalla sede della UIL e lo chiuderemo a mezzogiorno in sede della CGIL. Tira brutaria sul rilancio del Nevegal annunciato dalla società Nevegal, 365 a Palazzo Rosso. Tira brutaria perché alla prova del 9 l'asta per l'aggiudicazione dell'ex albergo Olivier, la società di Camel Laiaci e soci non si è presentata, serviva un'offerta di poco più di 400.000 euro a fronte di un portafoglio millantato da 100 milioni di euro per l'acquisto e l'ammodernamento degli alberghi disponibili sul Colle. E invece a quanto pare, salvo diverse iniziative, non se ne farà nulla, almeno per il momento. È giunto il momento di fare chiarezza, chiedono i consiglieri La Grua e Ferro di Più Forti Insieme, ne avrebbero ben donde se è vero come risulta che l'amministratore unico della società sarebbe al momento irreperibile. Il PD dal canto suo non usa mezzi termini. Dopo un fallimento di questo tipo l'assessore Roccon dovrebbe dimettersi, si legge in una nota nella quale i Dem di Belluno chiedono l'intervento immediato del sindaco per salvare il Nevegal senza negare le responsabilità di chi ha portato a questo stato di cose. E più che una mostra è un impegno collettivo in memoria di Giulia Cecchettin. A Palazzo Piloni in tanti questa mattina hanno partecipato all'inaugurazione dell'esposizione organizzata dalla consigliera di parità con il supporto della provincia di Belluno e le commissioni pari opportunità dei comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi. Una sedia vuota, un cartello, posto occupato, dedicato a Giulia Cecchettin, la vittima numero 105 della statistica che elenca una dopo l'altra i nomi delle donne uccise in Italia da inizio 2023 per mano di un ex fidanzato, un marito, un compagno. A Palazzo Piloni silenzio e raccoglimento per la studentessa di soli 22 anni di Vigonovo. A Giulia e alle vittime della violenza di genere parlano le tavole dell'illustratrice Stefania Spanò, conosciuta con il nome d'arte Anna Archicca, che rappresentano messaggi
messaggi immediati, svelano miti e stereotipi che circondano un fenomeno assurdo quanto delicato e cruciale. L'iniziativa nei giorni che anticipano il 25 novembre della consigliera di parità della provincia di Belluno, con il supporto della provincia stessa e la collaborazione delle commissioni pari opportunità dei comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi. Questa mostra si chiama Non chiamatelo raptus, come viene definito tante volte dalla stampa un femminicidio. Un raptus non è un raptus, perché comunque è un femminicidio, quindi diamo il giusto valore alle parole che utilizziamo. Perché anche il linguaggio è complice della violenza di genere e rafforza una narrazione errata riguardo alla sopraffazione che sostiene che la gelosia sia attenzione, il possesso amore e un crimine solo un impulso momentaneo. E nelle tavole di Anna Archicca non c'è solo arte, ma il richiamo alla necessità di un impegno collettivo, non solo un giorno all'anno. Tra le associazioni presenti Belluno Donna, che quest'anno ha deciso di celebrare il 25 novembre in silenzio. Abbiamo deciso di mantenere una posizione di relativo silenzio, poiché sono tanti, in troppi, anche che non conoscono né la portata di questo fenomeno, né la sua genesi, né le sue manifestazioni. Sono in troppi a parlarne. Lasciamo a loro lo spazio per il 25 novembre e noi ci occuperemo di tutti gli altri 364 giorni. Dalla consigliera di parità l'auspicio che le istituzioni colgano l'importanza dei centri antiviolenza sul territorio e che intervengano per la modifica della legge intesa Stato-Regione che richiede la loro riperibilità H24 per la quale Belluno ha chiesto una deroga. Imprenditoria, innovazione e futuro, si parte dal 26 a Longarone Fiere, la 63esima mostra internazionale del gelato artigianale, programma dell'edizione presentato nella sede della provincia di Treviso. Il gelato artigianale come business, l'imprenditore che c'è dietro ogni camice bianco e ogni gusto di gelato. È questo il perno attorno a cui ruoterà il MIG 2023, giunto alla sua 63esima edizione. Abbiamo la storia dalle nostre parti, però vogliamo guardare anche al futuro e in particolare questa edizione secondo me ha tanta innovazione e soprattutto è un momento di arricchimento perché chi vuol fare il gelatiere qui a Longarone trova tutto. Innovazione, futuro, ma anche valorizzazione dei prodotti del territorio. Il gusto di quest'anno, il gelato a radicchio di Treviso. Sono oltre 1300 gli operatori del Veneto che nell'ambito della gelateria, siamo la quinta regione d'Italia e Treviso e Belluno fanno la parte del leone, diciamo, in questo settore di impresa. Lo fanno con un occhio sempre rivolto al futuro, lo testimonia anche il gusto del gelato di quest'anno, cioè innovazione e ricerca. Un programma ricco di esposizioni ed eventi a partire dall'inaugurazione a convegni dedicati al futuro del mestiere, tra cui un appuntamento con il CNR per discutere sugli sviluppi tecnologici del mestiere. Novità di quest'anno, un gelato dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Quest'anno va in scena per la prima volta e verrà ripetuto nei prossimi 2 anni fino ad arrivare alla data delle Olimpiadi. Il gelato delle Olimpiadi, e quindi abbiamo lanciato questa sfida a questi maestri gelatieri, fra l'altro non mettendogli vincoli ma quindi agendo sulla loro creatività per arrivare alle Olimpiadi come al solito con un gelato unico e inimitabile. È tutto per questa edizione del telegiornale di Treviso. Vi ricordo le previsioni del tempo dopo di noi e non perdete l'appuntamento con Ring questa sera. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione al centro-sud, giornata asciutta e stabile invece sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 22 novembre. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà infatti soleggiato su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. I venti saranno tesi da nord-est, le temperature in lieve e generale calo, minime tra 1 e 8 gradi, massime invece comprese tra 11 e 14 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, cielo in prevalenza limpido e sgombro da nubi. Soffierà bora moderata sulla costa, sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, come vediamo, con delle nubi alte in transito. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,